Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in località Gebani. Mi trovo sopra Craspadoro in provincia di Vicenza, qui dietro di me c'è Cima Marana e oggi voglio fare una piccola escursione sulla neve. Vediamo come si presenterà la giornata. Intanto indosso i ramponcini e si parte. Dai che ci divertiamo anche oggi. Oggi sono partito senza un vero e proprio obiettivo, ma solo con il desiderio e il piacere di fare 4 passi nella neve. Niente, adesso mi sono immesso nel sentiero 202 che arriva su a Cima Marana. È un sentiero che vedo che è battuto da ciaspole. Io invece sono con i ramponcini, vado avanti finché vedo che non sprofondo e vado avanti finché non sono appagato. Quindi la ricerca di oggi è quella dell'appagamento. Dai, andiamo, cerchiamo di scorgere bei paesaggi, portiamoci a casa bellezza. Portiamoci a casa quell'entusiasmo che la montagna ci dà sempre. Guardate qui, non serve salire molto, per sentirsi in pace e in armonia. Dai, vediamo cosa succede.
Bene, così a passo lento ma deciso ho affrontato la salita che si inerpica dal sentiero 202 ed è veramente tosta, ma ce l'ho fatta ad arrivare a Cima Marana a 1545. Fortunatamente c'erano le piste ben battute da chi è passato prima di me con le ciaspole e ho trovato il coraggio di arrivare fin su qua, e da qui si può ammirare questa bellezza. Wow ragazzi, altra escursione veramente bella. Adesso mi godo un po' tutto questo e poi scendiamo giù. Tutta la magnificenza delle prealpi vicentine, le piccole Dolomiti. Guardate qua che incanto. Le nostre montagne sanno sempre stupire. Ma prima di scendere non vorrei mai dimenticarmi il caffè Borghetti di Cima Marana. Anche qui un brindisi a voi. Adesso me lo bevo di gusto e poi scendiamo. Alla vostra. Questo sì che scalda un po', ti dà il giusto tono per scendere. Dai che si va. Molto bene amici, allora sono ridisceso sui miei passi che ho fatto prima. Qui adesso ci sarebbe il 202 come indica questo cartello qui, ma io, siccome faccio un giro, un piccolo anello, scendo da questa parte di qua. È un po' più lunga, è un po' più a zig zag, tutto in costa al sole, e dai, scendiamo di qua. Vediamo un po' che succede. La neve è bellissima e dai che ci si diverte. Signori, allora siamo tornati a Contrada Gebbani. Il giro si conclude così. Sono salito per il 202, molto ripido, però
molto diretto anche, una bella sfacchinata, però sono arrivato su felice e contento. Poi sono sceso per un sentiero in costa, praticamente tutto quanto a zig-zag sulla montagna. Sono tornato qui e spero che anche questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciatemi i vostri commenti e i vostri eventuali consigli. Da località Gebbani io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!